Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview e oggi parliamo diffusamente del big match della 10ª giornata di campionato fra Catania e Salernitana. Tanto da dire anche rispetto a quello che è successo in settimana e anche sulle possibili scelte di Toscano. Affronteremo tutti gli argomenti, compreso il ritorno di ex importanti, fra cui soprattutto Inglese, qui a Catania. E lo faremo insieme ai miei ospiti che sono, come sempre, Carlo Breve. Ciao Carlo. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovato all'amico e collega Giovanni Finocchiaro. Ciao Giovanni. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. E ben ritrovato come sempre al nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Oggi tu di grigio, noi poi blu-azzurro, invece splendida di rosso la nostra Anna. Ciao Anna. Di rosso come te, ciao Marco e buon pomeriggio a voi che ci seguite da casa. Io vi ricordo che potete interagire con noi al 342 7712 855. E allora io Anna torno da te perché facciamo subito il punto, come sempre, della situazione partendo dal prossimo turno di campionato con gli appuntamenti e poi dalla classifica. Anna. La 10ª giornata di campionato inizia domani alle 14:30 con 3 partite: Casarano-Foggia, Crotone-Monopoli e Sorrento-Cosenza. Alle 17:30 Latina-Giuliano. Domenica 19 ottobre alle 12:30 Casertana-Siracusa, alle 14:30 Atalanta-Trapani, Benevento-Potenza e Catania-Salernitana. Alle 17:30 Cerignola-Cavese e alle 20:30 Altamura-Picerno. Passiamo alla classifica. Salernitana in testa con 22 punti, Benevento 19, Catania Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli Latina 12, Sorrento Cerignola 10, Picerno 9, Trapani Atalanta Altamura 8, Foggia 7, Giuliano 6, Cavese 5, chiude il Siracusa la classifica con 3 punti. Io vado subito da Carlo per chiedergli intanto quanto possa essere significativa questa partita. È vero, siamo ancora alla 10ª giornata di campionato, ma quanto incide non solo sulla classifica, o potrebbe incidere sulla classifica, ma anche sul morale della squadra? Penso sulla classifica inciderebbe solo se il Catania malauguratamente dovesse perdere. Dal punto di vista della classifica sarebbero 7 punti, sarebbe un colpo al morale pesante. Se ciò non dovesse succedere, così come ci auguriamo, ancora è presto a parlare di classifica, sicuramente è un banco di prova importante perché si incontra la prima della classe, una squadra in forma, ma il Catania arriva bene a questa gara, così come arriva bene pure la Salernitana, quindi sicuramente un test per vedere di che pasta sono fatte le due tra le più importanti squadre rappresentative, diciamo, candidate alla promozione. Con Giovanni, prima di tornare a parlare della partita, voglio invece discutere di quanto è successo in settimana, perché ne abbiamo parlato diffusamente noi nei telegiornali di ieri, tu sul giornale di oggi, vale a dire la questione di Torre del Grifo, perché lo sapete c'è una vendita che si deve fare del centro con la possibilità per un'altra cordata, che diventa un competitor per il Catania. Ieri l'apertura delle buste, adesso c'è tempo, lo sappiamo, fino al 23 per eventuali rilanci con i 250.000 euro a rilancio, ma non è finita qui perché poi entro il 30 c'è la possibilità anche per chi non ha partecipato alla prima asta, se così vogliamo chiamarla, o gara, forse è il termine migliore, di poter partecipare offrendo il 10% in più rispetto a quanto già offerto per aggiudicarsi il centro sportivo. Innanzitutto Giovanni, te lo aspettavi? Sì, forse sì, perché noi ne abbiamo parlato anche venerdì scorso, insomma serpeggiava le indiscrezioni di una cordata che potesse essere contrapposta al Catania. Sì, anche perché il prezzo adesso, ho guardato la prima asta, no? Sono andate a deserto, era 28 milioni e 600 qualcosa, quasi 29, adesso con 4 milioni è chiaro che si può avvicinare più di un concorrente, no? Più di un competitor. Il Catania ovviamente punta a sfruttare quelli che sono soprattutto i campi, poi tutto il resto. La nuova, diciamo, i nuovi arrivati o chi è che si è inserito anche in questa competizione, perché c'è un libero mercato, ovviamente avranno un progetto, avranno qualcosa che come dire, da proporre.
già si spiffa. Si chiama Aurora questa società, sì, no? Sì, è agganciata ad una società che già c'era prima, Aurora. Di Spina, che fa parte, fra parentesi. Che fra l'altro aveva gestito anche una parte di Torre del Grifo. Non lo so, i 4 campi devono essere occupati da squadre di calcio. Ora, o li affittano o fanno un accordo con il Catania, che in questo momento vedo molto difficile visto che c'è questa concorrenza, oppure potrebbero anche trasformare degli spazi con... io oggi ho ipotizzato padel perché comunque è lo sport più in voga del momento. Sicuramente avranno un programma, poi se è valido o meno questo poi lo dirà il tempo. È chiaro che una volta un vecchio dirigente, che immaginate chi era, davanti alla porta Carrai di Torre del Grifo mi disse: visto questa sbarra che si alza, appena si alza la sbarra devono piovere soldini, perché gestire un centro così esteso di un certo tipo. Ecco perché anche per la società di calcio rappresenta un asset Torre del Grifo, perché sicuramente nel caso che poi fosse il Catania ad aggiudicarselo, chiaramente poi a bilancio va il valore effettivo di questa struttura, che certamente è tanto, come dicevi tu, ricordavi la prima asta, siamo nell'ordine dei 28 milioni di euro. Il gruppo, dicevamo, della società che si chiama Aurora, ci sono Rappa all'interno, Russo Morosoli, Stivala, Spina, Vecchio e Giorgia Bartolini. Questi sono i nomi che sono già circolati abbondantemente nella giornata di ieri. Io voglio andare dalla nostra Anna, perché non so se già ci sono delle domande, e soprattutto domande su questo argomento, così poi ci dedichiamo alla partita. Sì, Marco, ho dei messaggi, ci scrivono su Torre del Grifo per Giovanni: secondo te la scelta di virare su Torre del Grifo rispetto all'iniziale decisione di realizzare un centro sportivo dipende da situazioni burocratiche? E ancora, ciao a tutti, mi domando al dottor Finocchiaro, che progetto avrebbe la società Aurora per Torre del Grifo? Allora, sulla prima, me la fai rivedere per favore, se è possibile. Allora, sulla prima... situazioni burocratiche. Ma le situazioni burocratiche ci sono, sia per... Allora, Pelligra aveva l'idea di concorrere per Torre del Grifo, ma non ha mai abbandonato il vecchio sogno di realizzare un centro sportivo tutto proprio. È chiaro che se devi costruire ex novo una struttura, i tempi burocratici si allungano in maniera... Ed è stato questo forse il motivo che poi ha spinto verso Torre del Grifo. Torre del Grifo. Lì ci sarebbe meno tempo come dire, da spendere, anzi si accorcerebbero i tempi per poi portare quello che era il progetto, soprattutto anche di Grella, la prima squadra e la primavera, certo. tanto per essere chiaro. D'altronde ne abbiamo parlato anche in quella conferenza stampa, no? Dove c'erano sia il direttore sportivo che soprattutto il direttore generale Zarbano del Catania. I progetti di questa società eventuali? Allora, leggendo magari i nomi dei soci, ci sono imprenditori che si sono occupati di ricettività, e lì c'è un albergo, c'è la mensa, ci sono imprenditori che si occupano di design, ci sono imprenditori che hanno a che fare anche con altri sport, e quindi avranno comunque un programma. Questo magari lo sapremo se dovesse essere questa la cordata ad aggiudicarsi il village. È chiaro che è un investimento molto importante per tutti, perché a parte un aumento minimo, ricordiamo, gara, rispetto all'offerta irrevocabile d'acquisto del Catania, quello dell'altra società. Sì, ma dico, a parte la gara c'è anche da investire per rimettere in sesto tutto, riaccendere tutte le utenze e poi assumere del personale e aspettare i clienti che arrivano, perché la palestra, che quando il Catania era in Serie A era sold out, adesso devi riconquistare, perché il Catania, allora la squadra va a traino. Il progetto del Catania sarebbe quello di partire prima con i campi, no? Certo. Dare la possibilità alle sue squadre di allenarsi e poi eventualmente andare su tutto, su tutto il resto. Quello che abbiamo visto a Torre del Grifo negli anni scorsi era il traino che portava la Serie A dentro quella struttura. Poi è anche vero che c'era Giusy Malato, che è una fuoriclasse della pallanuoto, che faceva i campionati, ha partecipato alla 2 femminile di pallanuoto, e quindi avevano messo tutto al proprio posto, anche dei personaggi importanti come Giusy al proprio posto. Adesso evidentemente avranno un programma, aspettiamo magari di conoscere dei particolari. Aspettiamo soprattutto la giornata del 23, perché è chiaro, entro quella giornata sapremo ovviamente se ci sarà il rilancio del Catania e poi se ci saranno ovviamente ulteriori rilanci in tutto questo, per cui la settimana prossima sarà certamente decisiva, anche se non finale in questa
in questa vicenda, come vi abbiamo raccontato, poi si potrebbe andare avanti fino al 30, anche se sarebbe poi della curatela stabilire se riaprire la gara di fronte a un'altra offerta. Ritorniamo a parlare di calcio, lo facciamo attraverso la nostra Anna, perché ci deve leggere intanto la scheda di alcuni giocatori, perché abbiamo parlato in questi giorni della possibilità di Ciccerelli di rientrare in gruppo, magari di giocare anche la partita, ma ci sono delle eventuali alternative. Partiamo dalla prima, Anna. Matteo Stoppa è cresciuto calcisticamente tra Novara, Juventus e Sampdoria. È oggi uno dei giocatori che riescono a cambiare il volto di una partita anche partendo dalla panchina. Con un valore di mercato di 350.000 euro, i suoi dati parlano chiaro. 154 presenze, 27 gol e 23 assist in Serie C, oltre alle 28 gare in Serie B con 2 reti. Tatticamente Stoppa è una risorsa camaleontica, ha la sua entrambe le fasce, trequartista o punta a seconda del contesto, ma è da subentrato che il suo impatto si amplifica. Passo a Michele D'Ausilio, è cresciuto tra i campi lombardi e la determinazione di chi non smette mai di crederci. Michele D'Ausilio è oggi uno dei profili più interessanti del panorama di Serie C, a soli 19 anni brillava già in Serie D, oggi vanta 162 presenze tra i professionisti, 17 gol e ben 33 assist con le maglie di Avellino, Cerignola e Gian Erminio. Nella scorsa stagione ad Avellino, nonostante qualche problema muscolare che lo ha tenuto fuori in 7 gare, ha disputato 27 partite, di cui 17 da titolare, firmando un gol e 14 assist, un contributo determinante per la vittoria del Girone C. Allora, diciamo intanto che non abbiamo messo Jimenez, non perché ce lo siamo dimenticato, ma perché Jimenez ha già avuto un ruolo da protagonista partendo titolare in diverse partite nel ruolo da trequartista. D'Ausilio l'abbiamo visto sicuramente di meno e Stoppa altrettanto, o almeno sicuramente meno di Ciccerelli e di Jimenez. Tu cosa ne pensi? Nel caso fosse da sostituire Ciccerelli, chi metteresti, Carlo? Sono d'accordo con te tra i due destri, quindi tra Stoppa e D'Ausilio. Se stesse bene D'Ausilio, se fosse al 100% D'Ausilio, magari partirei con D'Ausilio e poi partita in corsa Stoppa ha dimostrato di poter dare una marcia in più, ma stessa cosa al contrario, non è che ci fasceremmo la testa, perché sono entrambi due soluzioni appetibili e di grandissimo valore entrambi, quindi potrebbe partire Stoppa all'inizio e subentrare D'Ausilio. Sceglierà Toscano, vedrà come li vedrà meglio in settimana. Potrebbe giocare anche Ciccerelli nuovamente dal primo minuto. Giovanni? Ma D'Ausilio sono molto curioso di vedere, ha avuto già delle occasioni, alcune non sono andate neanche bene, però vorrei vederlo soprattutto in una partita così, perché se l'anno scorso è stato protagonista della promozione dell'Avellino, 14 assist, mi pare una decina di gol. No, gol pochi. Gol, un gol solamente, però 14 assist, insomma, giocatore straordinario, vorrei capire perché non può ripetersi a Catania, no, da questo punto di vista, e quindi se parte da trequartista con la punta avanzata che ha un suo rifornimento, potrebbe essere questa magari la novità, la chiave di lettura diversa di questa partita. È una chiave di lettura possibile? Ermanno, sì, ovviamente. Sì, sicuramente D'Ausilio, però secondo me Stoppa, per quello che ha fatto vedere i 70 minuti giocati a Giuliano, giocati in Campania, ha fatto vedere di essere in grandissima forma, così come dice Toscano praticamente ogni conferenza stampa, ed è un giocatore secondo me un po' più simile a Ciccerelli Stoppa, perché è un giocatore che si sa muovere bene nello spazio, che sa puntare bene l'uomo. D'Ausilio è un giocatore che ha bisogno tanto e molto di più di avere la palla al piede, si illumina quando c'è la palla al piede, quando non la riceve per tanto tempo può scomparire, come è stata nella partita di Cosenza, e quindi non so, io andrei più con la sicurezza che adesso mi dà in questo caso Stoppa. D'Ausilio secondo me a gara incominciata, a gara in corso, potrebbe dare quella marcia in più anche dal punto di vista fisico, perché si è visto nei 20-30 metri c'ha un'accelerazione, uno scatto bruciante, quindi potrebbe in qualche modo mettere in difficoltà
la difesa della Salernitana, che fisicamente non è proprio brillante dal punto di vista condizionale della velocità, quindi entrando negli ultimi 30-25 minuti potrebbe spaccare veramente la partita. Intanto ci sono state delle notizie importanti, qualcuna l'abbiamo letta anche nella giornata del pomeriggio di ieri, soprattutto per quanto riguarda i fisioterapisti del Catania, con l'arrivo di Agostino Alessio, che ha dei trascorsi molto importanti anche con la nazionale italiana e con molti club di massima serie, e insomma, da quello che sappiamo è già stata importante in questa settimana proprio per Cicerelli, per provare a dare una spinta verso la possibilità del giocatore con la maglia numero 10 di essere disponibile per la partita con la Salernitana. Ufficiale anche il nome di Giovanni Quartarone, presente già da qualche partita, lo sappiamo, come dirigente addetto agli arbitri. Da notare anche poi, ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, dell'infortunio di Raimo. Si attendono le visite specialistiche per definire, ovviamente comunicare l'entità dell'infortunio, ma sembra un'assenza che possa essere di medio-lungo periodo. Giovanni, anche questa è comunque una tegola, perché ovviamente stiamo parlando di un giocatore che subentra, ma di un giocatore che si è sempre fatto trovare pronto, l'ha fatto anche nell'ultima partita di Giuliano. A quanto pare non è stato neanche un infortunio muscolare, uno scontro di specifichiamolo, gioco. Appunto, specifichiamolo questo. Credo una distorsione al ginocchio abbastanza seria, però martedì all'inizio della settimana comunque avrà l'ultimo controllo. È chiaro che Salernitana, Benevento e Casertana i tempi non sono brevissimi, ecco, questo è fuori di dubbio. Sulla situazione invece, Carlo, dei trequartisti ne abbiamo parlato, perché c'è un giocatore che in questo momento sembra inamovibile, che si chiama Lunetta. Lunetta ha dimostrato con i fatti, insomma, che merita di partire da titolare, no? E quindi Toscano non è stupido e lo sta mettendo dentro con regolarità, perché ha dimostrato, essendo determinante, incidendo su tutte le partite. Quindi è chiaro che in questo momento il giocatore più in forma e più decisivo del Catania deve stare dentro. Torno da Anna, perché andiamo sui nostri messaggi, sugli altri messaggi dei nostri telespettatori. Anna. Ciao a tutto lo studio e ad Anna in particolare. Pensate come me che questi match siano decisivi? Siamo lontani dalla fine del campionato, ma sotto l'aspetto mentale incideranno sul futuro. Posso dire solo una cosa, anzi due. Forza Catania, anzi Forza Catania. Per Ermanno, mi dici un punto debole della Salernitana? Lascio la parola a voi, perché sono sicura che Ermanno avrà tanto da dire. Allora, punto debole della Salernitana. Dai, tanto da dire sulla capolista, non è che ce ne avrà tanti di punti deboli. No, non ha tanti punti deboli, ma come non ha tanti punti deboli il Catania, però ovviamente spulciando qualcosa la si trova, soprattutto dal punto di vista difensivo. Poi successivamente andremo a vedere anche i dati, che sono diversi rispetto a quello del Catania, molto simili sull'aspetto dei gol fatti, ma non sui gol subiti. Infatti la Salernitana addirittura è passata 6 volte in svantaggio, alcune le ha riprese, altre ha fatto un po' più fatica, però è una squadra che subisce anche tanto. Se vuoi possiamo partire già dai... Io ritorno da te fra poco per questo, invece voglio con Carlo fare un po' il punto dell'aspetto tattico della Salernitana, perché è una Salernitana che ha un po' cambiato il suo volto con Raffaele, dalla parte proprio iniziale della stagione. Non è che siamo arrivati chissà dove, però ha cambiato soprattutto nelle ultime 2 partite. Raffaele è partito con il suo credo calcistico, che è il 3-5-2. In questi ultimi anni il suo sistema di gioco è stato questo, con i classici 2 esterni tuttofascia, uno più difensivo e uno più offensivo, Ubani a destra e Villa a sinistra, ed è partito con i 3 centrocampisti. Si sono alternati Capomaggio insieme a Barone, insieme allo straniero De Boer. Sono stati loro i primi interpreti di questo 3-5-2, con i 2 attaccanti. All'inizio giocavano spesso Inglese e appunto Ferraris. Adesso intelligentemente, vedendo che il potenziale offensivo con i 3 attaccanti che si sono fatti ammirare, e quindi non ha più lasciato fuori Ferrari, che all'inizio si alternava a Inglese o a Ferraris, li ha messi tutti e 3 insieme, anche perché Ferraris è un 2003, ha anche capacità organiche importanti, gli viene a dare una mano, in quel ruolo dietro le punte. Non avendo un terzo centrocampista di grande livello, o almeno al momento non avendo al pieno della forma Barone, così come
altri centrocampisti non gli hanno dato le garanzie, ha puntato sui due centrocampisti importanti che si completano bene, Capomaggio e appunto Tascone, entrambi li ha avuti lui al Cerignola, che si completano perfettamente, e ha messo, per sfruttare più il suo potenziale offensivo, 3 attaccanti praticamente. Fondamentalmente uno con più capacità organiche che aiuta pure nella fase difensiva, che è Ferraris, e 2 punte diverse tra di loro, ma anche simili, che riempiono molto l'area di rigore. Ferrari, che è un classico ariete e una punta d'area di rigore, e Inglese, che non ha bisogno di qui è spiegazioni da abbastanza me, lo conosciamo bene. Diciamo. Torno da Ermanno. Allora, partiamo dalla prima tua clip. Questa volta ne abbiamo previsti un po' di più, anche per l'importanza della sfida e per conoscere ancora meglio l'avversario, partendo proprio dalla fase non possesso della Salernitana. Marco, perché il mister ha spiegato benissimo il discorso che comunque la Salernitana porta e ha tanti giocatori offensivi. Ha parlato del quarto, ha parlato dei 3 attaccanti, ha parlato comunque di Tascone, che è un interno, una mezzala che spinge tanto. Ovviamente, portando così tanti giocatori nella metà campo avversaria durante lo sviluppo offensivo, in una situazione di transizione, ovviamente lascia libero delle zone di campo. Queste zone di campo solitamente sono le zone del lato debole. Il lato debole sarebbe il lato opposto rispetto a quello dove c'è la palla. Vediamo proprio dal video qui la situazione con la Cavese, dove subisce il 2 pari la Salernitana. C'è una palla persa, riconquista della Cavese, che è brava a muovere la palla velocemente e attaccare il lato debole. Vedi, sul lato debole manca completamente la presenza di Quirini, che è il quarto di destra, e qui poi si crea facilmente questo tu per tu col portiere, e c'è il gol del 2 pari. Qui invece contro il Casarano, anche qui su una palla persa in mezzo al campo si ricerca il lato debole. Qui Quirini, così come Coppolaro, quindi diciamo quello che è il reparto di destra, la catena di destra, è in ritardo. Si crea un 1 contro 1 pericoloso, con l'ingresso in area molto facile da parte dell'attaccante del Casarano, e poi arriva la rete anche in questo caso. Carlo. Sì, lì in effetti ci sono state, soprattutto nel secondo gol, mancanza di copertura preventiva da parte di Coppolaro in quel caso. Nell'altro caso difesa molto stretta e quindi lato debole lasciato completamente sguarnito. È chiaro che la Salernitana, come hai ben detto tu, attacca con tanti uomini, e quindi magari nella fase difensiva, quando subisce una ripartenza della squadra avversaria, soffre. Questo dipende anche dalle caratteristiche degli uomini. In quel caso c'era Querini, che è un giocatore anche lui molto offensivo. Raffaele, a proposito di questo, lo usa parecchie volte anche da mezzala destra. Questo fa capire come lui in questo momento a centrocampo si sente corto, quindi avesse avuto un centrocampista di livello, di valore in questo momento, magari poteva giocare di nuovo col 3-5-2. Come il suo classico modo di giocare. Invece in questo modo cosa fa lui da allenatore furbo, intelligente qual è? Sfrutta il maggiore potenziale offensivo, perché in questo momento sono i migliori uomini per lui che meritano di giocare, quindi adatta il sistema di gioco ai migliori uomini. Ritorniamo da Ermanno, perché sempre sulla Salernitana e sempre sotto l'aspetto della fase di non possesso c'è una situazione legata sempre ai quarti e ai quinti, un po' è simile rispetto a quello che abbiamo visto prima, ma relativamente simile. Sì, mi rifaccio a quello che ho detto prima sul discorso che la difesa, comunque è una difesa che con l'assenza di Cabianca sta soffrendo soprattutto quello che è la velocità, no? Un pochettino quella capacità condizionale che ti permette di rincorrere l'avversario, di comunque coprire gli spazi in breve tempo, e ha sofferto tanto soprattutto col Casarano su quelle che potevano essere le imbucate alle spalle del quarto, in questo caso, che era Anastasio, che lo conosciamo benissimo per le sue doti tecniche quando ha la palla al piede, un po' meno sull'aspetto difensivo. Qui vediamo dal taglio video una situazione qua addirittura sul calcio d'inizio. Vediamo Frascatore, che è un difensore, un braccetto che esce spesso in marcatura, rompe tanto la linea, e su questa palla sopra, col taglio dell'esterno avversario alle spalle di Anastasio, così come Golemic, non sono bravissimi a coprire gli spazi e soffrono già all'8° secondo. Qui invece altra situazione sempre sul primo tempo, dove vediamo Frascatore, che era il braccetto di sinistra, che esce in pressione e rompe la linea sul suo riferimento. Si crea ovviamente lo spazio alle sue spalle, spazio occupato benissimo da questo filtrante, dall'inserimento dell'esterno alle spalle di Anastasio. Anche qui Anastasio si fa cogliere alla sprovvista, e qui arriva il gol di Malcore e l'1 pari del Casarano. Quindi queste delle caratteristiche che possono essere in qualche modo utilizzate. Mi viene da pensare, lì l'esterno era un esterno forte, l'esterno del Casarano con una grande gamba, però mi viene da pensare il mister
magari voleva proprio dire questo. Non è semplice, l'esterno del Catania che poi andremo a analizzare successivamente. Che fra poco, stiamo parlando di metà novembre la partita. Però metterebbe in difficoltà chiunque. Però sai, l'esterno, diciamo il Catania presenta Casasola da quella parte e secondo me se spinge tanto Casasola, comunque se ci dovesse essere Lunetta sulla destra, potrebbero essere che dà fastidio. Giovanni, c'è anche un'implicazione psicologica in questa partita? Parlo per alcuni ex. Peppe Raffaele, lo sappiamo, ha il Catania comunque nel cuore. Per Inglese quanto sarà facile, capisco ovviamente la sua professionalità, giocatore abituato a giocare in campi di tutta Italia, quanto potrà sentire magari la presenza del pubblico catanese e i ricordi del passato? Per il modo in cui è andato via, perché si aspettava una riconferma, ma se lo aspettava fino a un certo punto anche la dirigenza, questo ritorno non sarà tutto applausi e cori, tutt'altro. Già l'ho scritto questo sulla Sicilia, perché come è stato visto ai tifosi come un tradimento. Poi è chiaro che arrivando Caturano, Forte, Rolfini è stato ampiamente colmato il reparto. E compensato, però, diciamo, questo addio. Infatti, altri sono stati capocannonieri ai rispettivi gironi B e C, quindi è stato sostituito più che degnamente. È chiaro che torni al Massimino dopo aver fatto 16 gol la scorsa stagione, qualche fischio credo che pioverà, però Inglese ha più di qualche, voglio essere un po' diplomatico, ma sappiamo bene che poi alla lettura delle formazioni, all'ingresso in campo, i fischi ci saranno. Però è un giocatore che ha disputato la Serie A, è uno abbastanza non di primo pelo, probabilmente potrà ammortizzare col passare dei minuti. Certamente ci sarà, lo sappiamo. Ci sarà certamente un gran pubblico, lo sappiamo, perché praticamente sono quasi tutti i settori esauriti, tranne la tribuna VIP e in parte della tribuna B. Chiudiamo questa prima parte tornando da Ermanno e analizzando invece la fase di possesso del Catania. Ne abbiamo parlato tanto in questo inizio di trasmissione dei trequartisti. Sì, le andiamo a contrapporre, no, a quello che potrebbe essere quelli che sono, diciamo, questi deficit, questi alert difensivi che ha presentato la Salernitana, in qualche modo con quella che è l'importanza dei trequartisti, dove i trequartisti del Catania sono tutti trequartisti che hanno delle caratteristiche differenti, chi attacca bene la profondità, chi sa giocare l'uno contro uno, chi sa calciare da fuori, però sono tutti trequartisti che ti danno delle caratteristiche differenti che possono mettere in difficoltà la retroguardia campana. Vediamo proprio dal video, qui vediamo 3 azioni differenti, qui la soluzione con la palla allargata sulla destra con Casasola, vediamo Cicerelli e Lunetta che fanno dei movimenti differenti, uno lo viene a prendere incontro, l'altro attacca lo spazio dentro, però è bravo Cicerelli a muoversi nello stretto, a mettere questo cross che poteva avere maggiore fortuna. Qui vediamo un'altra situazione, questa secondo me è proprio il punto forte di Lunetta, soprattutto nell'ultimo periodo, e ci fa vedere con quanta cattiveria e rabbia va a attaccare la profondità, come vince un 2 contro 1 mettendo addirittura pure l'avversario al tappeto in qualche modo, e poi è bravo a riportarsela sul sinistro nello spazio stretto, un po' sfortunato nell'appoggio col piede destro, e qui vediamo invece la differenza, no? di caratteristiche, mentre Stoppa, a differenza di Lunetta che vuole molto la palla in profondità, lui come Cicerelli vogliono la palla addosso, qui è Stoppa che è molto bravo nell'uno contro uno nell'indirizzarla, anche molto bravo Raimo che dispiace per lui la sua assenza, che porta via l'avversario ed è bravo a trovare qui il secondo palo, un po' sfortunato a trovare il palo sulla ribattuta, è bravo, è intelligente, anche un po' furbo Jimenez nella respinta. No, su Lunetta volevo anche ricordare, anche se è stato poi ampiamente celebrato, il primo gol al Siracusa, che nasce da un errore di Limonelli, però se rivedete le immagini poi con calma, la sua determinazione nell'aggredire lo spazio e nel conquistare il pallone, già quello probabilmente descrive il temperamento di un giocatore che ha sempre quella rabbia agonistica e poi alla gente piace, ma piace anche a Toscano, perché comunque dà dei frutti importanti, non solo in termini di gol. Ma poi, soprattutto in questa categoria, no, dove trovi dei difensori che molte volte sono difensori navigati, no? Golemic per esempio 34 anni, gli altri comunque per lo più over 30 fanno fatica, no, a contenere un giocatore con quel passo. Abbiamo visto, a me ha impressionato molto quell'azione che tu hai fatto vedere, ma già mi aveva impressionato in diretta a Giuliano quando è andato a recuperare il pallone in mezzo a 2 giocatori avversari, un pallone che sembrava praticamente perso. Questo secondo me è il simbolo di quello che è Lunetta in questo Catania. Ci fermiamo. Ritorniamo fra pochissimo per la seconda parte di Preview, a fra poco.
Noi discutiamo in studio anche durante la pubblicità, ma è normale, anzi fa piacere, vuol dire che la discussione viene alimentata non solo al tavolo, magari anzi alla gente farebbe più piacere sentire anche quello che si dice esattamente al di fuori della diretta. Andiamo dalla nostra Anna per sentire invece altri messaggi dei nostri telespettatori. Lino ci scrive: riflessione tecnica, considerando che il trio di difesa del Catania conosce benissimo Inglese, essendosi allenato un'intera stagione insieme, credo sarà più semplice contenere lui che Ferrari o Ferraris. Invece Giuseppe ci scrive: buongiorno, per me domenica è la partita per preferire Pieraccini-Acelli. E ancora, per Carlo, due squadre che giocano quasi a specchio, ma sugli esterni il Catania è più forte, se cambiamo gioco con rapidità vinciamo. Allora Carlo, cambiamo gioco, immagino da destra-sinistra? Vabbè, fare la palla da destra a sinistra in maniera veloce è un principio di gioco che è importante. Però sicuramente è un tema, può essere un tema anche forse alla luce di quello che ha fatto vedere Ermanno, che loro soffrono. Può essere un tema, sicuramente. Sugli esterni siamo più forti, insomma, anche loro hanno dei giocatori importanti. Diciamo che a sinistra leggermente, posso essere d'accordo con il nostro amico, perché a sinistra noi spingiamo con Donnarumma, loro Ubani lo può soffrire, quindi Donnarumma può avere la meglio su Ubani, e lì sulla fascia sinistra loro, destra nostra, sarà una bella battaglia tra Villa e Casasola, due giocatori top per la categoria. Piuccelli o Pieraccini? Secondo Giovanni? No, non chi mette, io ti sto chiedendo secondo te. Ma metterà Celli, però Pieraccini con quell'anticipo alto che ha, poi voglio dire, ha commesso un errore, non è che ci focalizziamo sull'errore che sui palloni, un paio di palloni persi a Cerignola, però è un giocatore che va molto alto ad anticipare l'uomo. Se questo è il progetto di gioco di Toscano, magari lo mette, anche se in questo momento, se la difesa funziona così, comincerà con i tre schierati, anche perché diciamo che a Giuliano la squadra ha fatto benissimo, sì. Per cui di solito succede che ora poi non vogliamo dire che rimette la stessa squadra di Giuliano, però ci può stare anche considero nell'arco delle 9 partite, a parte Cosenza, questa squadra non ha beccato gol tranne quello col Trapani, quindi se finisci 7 partite senza beccare gol con quell'assetto, con quegli uomini, esatto. Evidentemente perché cambiare adesso? Ritorniamo alla Salernitana, Ermanno, perché fra poco avremo il collega che ci parlerà della Salernitana proprio da Salerno, ma intanto da te voglio sapere anche sulla situazione legata agli inserimenti, non letti, magari non sempre letti benissimo sui cross. Sì, che sono in realtà diciamo qualcosa dove il Catania ha fatto vedere, non nell'ultimissima partita, però nelle partite precedenti, di essere una squadra molto fastidiosa su questi cross, sugli inserimenti o da questa ricerca da quarta a quarto, quindi l'inserimento sul secondo palo del quarto opposto, oppure degli inserimenti per esempio di Cicerelli, ricordo, tra i due difensori, o che partendo dal secondo palo si viene a prendere la palla sul primo. In realtà si è vista un pochettino di difficoltà da parte di, forse anche un po' di disattenzione da parte dei difensori della Salernitana nelle ultime uscite proprio in queste situazioni. Vediamo dal video uno dei gol, qui vediamo col Giuliano, dove su questo cross la Salernitana ben piazzata, ovviamente sui riferimenti copre bene lo spazio, su questo cross due giocatori che sono i due difensori centrali vanno in marcatura, comunque a duello aereo con l'attaccante di turno, mentre lasciano completamente libero l'inserimento sul secondo palo e Ubani in quel caso si fa prendere alla sprovvista. Qui vediamo, vedi, l'impostazione difensiva sempre molto pulita dei due centrali vicini, visto che il braccetto è uscito, però qui tutti e due i difensori guardano unicamente la palla, si perdono completamente di riferimento quello che è Sorrentino, che fa un ottimo movimento alle loro spalle ed è bravo a attaccare quello spazio, quindi potrebbe essere anche questa, su una soluzione di palla laterale, un'idea per poter attaccare, in qualche modo prendere alla sprovvista quello che è una difesa che si mette bene nel campo, che copre bene gli spazi, ma che non è forse tanto reattiva e concentrata alle volte su questi inserimenti. E li facciamo vedere invece qualche inserimento del Catania. Uno è stato proprio nell'ultima partita, che potrebbe magari ripetersi anche in questa. Sicuramente un inserimento diverso, perché qui stiamo parlando di cross molto vicini diciamo, alla bandierina, all'area del calcio d'angolo. Quello è un inserimento differente, però forte, ha fatto vedere
chiedere di muoversi tanto e di inserirsi spesso tra le maglie dei due difensori che lo vanno a schermare o ingabbiare. Lo vediamo proprio da questo video, che è il gol del 2-0 del Catania. Questa è una giocata che già ci stiamo abituando a vedere e rivedere. Donnarumma vede, cerca e aspetta il movimento di Forte. Forte si stacca benissimo dalla marcatura uomo di Del Fabbro, è bravissimo in questo caso, ma così come Cosenza, a orientarsi verso la porta. Vediamo qui sempre la posizione vicina di Lunetta che ci gioca sotto per ricevere un ipotetico scarico, ed è bravo questo caso, a differenza di Cosenza, a trovare la rete. Però vedi, questa è una giocata che abbiamo fatto rivedere, già questa è la terza volta che facciamo vedere una giocata del genere, dove Donnarumma e Forte si guardano molto e si guardano con anticipo, ed è Forte molto bravo a muoversi con i tempi giusti, staccandosi e trovando quello spazio intermezzo tra i due difensori per poi poterli pungere come un'ape. Io ero proprio in quella zona, Giuliano, nella tre quarti, proprio vicino alla tre quarti campo di difesa del Giuliano, e faceva impressione proprio quello che spiegava Ermanno: Lunetta molto vicino a Forte, quasi praticamente la sottopunta, e a destra c'era Casasola con Cicerelli a sinistra in fase d'attacco, il Catania, proprio quello che diceva Toscano, no? Carlo, di riempire maggiormente lo spazio. Ci sta riuscendo anche grazie a questa impostazione. È chiaro che Lunetta rispetto a tutti gli altri è il più attaccante di tutti, no? È la vera seconda punta in questo momento del Catania, con caratteristiche totalmente diverse da tutti gli altri trequartisti. Lui sa attaccare bene la profondità e dentro area si fa sentire, perché salta di testa, va a prendere posizione sugli avversari, quindi è la vera seconda punta in questo momento Lunetta. Che giudizio dai, Giovanni, della stagione fin qui di Forte? Ma è un giocatore che fa sportellate e comunque crea spazio anche per gli inserimenti. Poi ha segnato 3 gol, poteva farne altri 2, anche lui in un'intervista ha detto mi dispiace per quell'occasione a Trapani, per la traversa. Beh, poi la traversa a Cosenza, a risultato acquisito, Cambia poco, però non guardiamo il bottino dei gol che potevano essere di più, ma l'impegno che questo ragazzo mette a servizio della squadra è incommiabile, e probabilmente contro la Salernitana potrebbe anche dare fastidio. Esattamente, con ogni probabilità partirà dall'inizio anche con la Salernitana. E a proposito di Salernitana, mi collego con Nicola Roberto di TV Oggi Salerno. Ciao Nicola, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ben trovati. Allora, che aria tira a Salerno? So che Raffaele non parla, no? Prima della partita ci confrontavamo anche poco fa. E qual è la situazione? È una vigilia anticipata dalle parole di ieri di Andrea Ferraris allo store ufficiale della Salernitana. Ha detto: sarà una bella partita, giocare davanti a tante persone fa comunque ancora di più venire voglia di giocare queste partite. Sono 2 squadre, 2 città che non meritano la Serie C, e quindi insomma ci sono tutti i presupposti per una bella partita. Ha aggiunto che ovviamente da parte della Salernitana ci sarà la ricerca del massimo risultato. Raffaele parla al sito ufficiale, quindi una dichiarazione che poi viene pubblicata sui canali ufficiali della Salernitana, testuale, quindi non ci sarà conferenza stampa. Quest'anno va così, insomma, per il momento almeno la Salernitana non deroga da questa linea. Parla ovviamente poi nel dopo partita, uno dei grandi ex del match, visto che ha allenato il Catania qualche anno fa, prima della nuova era societaria del club etneo. Penso che confermerà la formazione di Monopoli. Quindi adesso su questo ci andiamo, Nicola. Io prima volevo farti fare una domanda da Carlo, breve. Sì. Buonasera Nicola. A proposito di Raffaele, all'inizio ho letto spesso parecchio che la piazza insomma era molto diffidente e alle prime battute d'arresto contestava vivacemente mister Raffaele, che non è l'ultimo arrivato per la categoria, un tecnico che ha sempre dimostrato di raggiungere gli obiettivi prefissi dalla società, quindi secondo me per questo è un vincente. Volevo capire adesso, in questo momento, se la piazza si è ricreduta e Raffaele è diventato un punto di riferimento per la tifoseria. Ma in effetti la partita che ha acceso un po' il dibattito è stata quella col Cerignola, perché si era sul 2-0, non c'è stata la sostituzione di Capomaggio che era ammonito, poco dopo Capomaggio è stato espulso, erano stati sostituiti altri calciatori che, come ci ha detto Raffaele, non ne avevano più in quel momento, cioè Tascone e De Boer. De Boer dopo 3 giorni si è stirato, insomma c'è una lesione di secondo grado al polpaccio, quindi probabilmente era già un po' al limite.
E dopo quella partita si è acceso un po' il dibattito, però è anche vero che su 9 partite la Salernitana ne ha vinte 7, quindi credo che in questo momento Raffaele non sia sicuramente un allenatore messo in discussione. Il dibattito poi dopo ogni partita, durante ogni partita è sempre variegato, si accende, ma perché piace a tutti ragionare di calcio. Chiaramente, insomma, bisogna anche tenere conto che questa squadra si è formata da luglio in poi, un po' alla volta, con 5-6 giocatori che sono arrivati verso la fine del mercato, all'ultimo giorno, in particolare 4 di loro, e alcuni sono fuori per infortunio, quindi è chiaro che Raffaele deve fare anche un po' delle rotazioni che tengano conto dello stato di forma dei singoli, e anche per questo, vi sentivo prima di battere in studio, si è poi orientato su quest'ultima scelta di formazione, insomma, perché di sistema di gioco. Venendo meno De Boer, non avendo Cabianca, avendo dei giocatori che non sono ancora al 100%, si è un po' guardato intorno e ha fatto, insomma, una riflessione penso giusta, cioè sta sfruttando quel reparto in cui ha più scelta, cioè l'attacco. Nicola, ci dicevi appunto, e così chiudiamo anche il collegamento, non avendo appunto De Boer, non avendo Cabianca, con la squadra che sta facendo bene, che ha fatto benissimo su quel campo così strano di Monopoli, con il gol bellissimo di Capomaggio, ripropone quel tipo di schieramento sicuramente, e anche la formazione, secondo te? Penso di sì, anche perché anche oggi Frascatore si è allenato a parte, differenziato, quindi a questo punto è in dubbio anche la convocazione per la gara di Catania. La Salernitana rifinirà la preparazione domani mattina alle 9, poi partirà alla Volta della Sicilia. A questo punto è da capire se Frascatore domani, insomma, darà disponibilità, sarà recuperato almeno per la panchina, altrimenti, insomma, saranno scelte ancora più esigue, come già era stato a Monopoli, per la difesa, perché si ritrova Raffaele con soli 4 difensori, cioè Coppolaro, Golemitz, Matino e Anastasio, con quest'ultimo che verrebbe ancora una volta riproposto sul centro-sinistra. De Boer non è della partita, così come Cabianca. Liguori è tornato già a Monopoli, dove però non ha giocato, e anche lui un ex, anche se ha raccolto pochi minuti con la maglia del Catania qualche anno fa, e invece questa volta, insomma, oltre ad andare in panchina, potrebbe dare un apporto durante il match. E perciò vi dicevo, dei 3 davanti, Ferrari inglese, con appunto Ascic e Liguori pronti a subentrare, così come Knezovic, che l'anno scorso nel Sassuolo Primavera ha fatto una quindicina di gol. Inizialmente è stato provato come mezzala, sicuramente più un trequartista, e quindi anche lui viene visto come uno di quei giocatori che può riempire dalla tre quarti in poi gli spazi nella metà campo avversaria, piuttosto che dare una mano in fase di interdizione. E di qui tutte le rotazioni che avete ben messo a fuoco voi, con Quirini che ha fatto a volte la mezzala, così come anche Villa. Ciao Nicola, grazie. Buon pomeriggio. Buona serata. Grazie di tutto al collega Nicola Roberto. Torno un attimo da Ermanno. Si parlava della qualità della Salernitana. In attacco soprattutto, tante combinazioni, no? per poi premiare gli inserimenti. A proposito di inserimenti, c'è il rischio di prenderne qualcuno, ma sono bravi anche a sfruttarli. Sono bravi a sfruttarli, hanno qualità offensive sicuramente innegabili, ma ognuno dei vari giocatori che giocano nella tre quarti o comunque a centrocampo sono giocatori di forse anche categoria e caratura maggiore rispetto a quella che è la terza lega. Vediamo dalle immagini 2 tipi di combinazioni differenti. Qui è una combinazione lunga dove c'è Coppolaro che ricerca Tascone, ma in realtà ricerca il vertice. Tascone fa un bel velo, una bella sfilata per poi con mezzaluna attaccare lo spazio. Qui è bravissimo Inglese a metterli ottimalmente alle spalle del difensore. È bravo Tascone poi a trovare Ferrari, non riescono a trovare il gol, però questa è una combinazione per entrare dentro con l'interno. Qui invece è una combinazione sullo stretto, quindi lì era nello spazio largo, questo è uno spazio molto più stretto, dove si cercano i 4, Anastasio, De Boer, Capomaggio, che qua fa un movimento fantastico, gira prima la testa per anticipare la giocata, vede già l'avversario che arriva, la sposta con un controllo orientato, imbuca su sa già prima che cosa deve fare, no?
Sì, poi è quello che si richiede, no? A un giocatore di alta qualità è proprio quello, perché se riesce a guardare prima, a prevedere prima dove arriva l'avversario e dove sono messi i compagni, riesce a indirizzare il pallone nello spazio libero, comunque in qualche modo a eludere quella che è la marcatura avversaria, trovare lo spazio giusto per poi imbucare. E qua Ferraris bravissimo con i tempi, prima a sfilare e poi inserirsi il classico movimento che fanno gli attaccanti nelle seconde punte per poi attaccare lo spazio. Capomaggio è il giocatore centrocampista più forte della Lega Pro, cioè, altre parole. Non possiamo vedere tutti i filmati del mondo, ma tanto lo sappiamo. Poi completo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche dinamico, perché non è un giocatore lento, un giocatore di 1,90 che sa attaccare la palla di testa sui piazzati, è un giocatore sicuramente completo. Tant'è vero che Giovanni ne ha parlato tranne in questa sessione di mercato nelle infatti guarda, non vorrei nominarlo più perché sennò divento rimpianto per quello che è stato il mercato del Catania, forse l'unico di questa fase. Catania gioca diversamente, visto che è un centrocampo più muscolare e sfrutta le fasce, quindi... E noi sfruttiamo anche noi le fasce, nel senso che rispetto all'ordine dello studio, sulla fascia c'è la nostra Anna, per cui andiamo da lei per leggere i messaggi. Anna. Torno con i messaggi sull'argomento Torre del Grifo. Per il Finocchiaro, puntualizzo. Iniziamo bene. Ormai sei, diciamo, con articolo. Va. Il Finocchiaro, puntualizzo che Juve, Inter, Milan, Lazio, Roma, Napoli si allenano a non meno di 40 km dalla città, addirittura anche in province confinanti. Chiederei altresì se il predetto Finocchiaro, parlando con i dirigenti del Catania, sono fermamente convinti dell'acquisto di Torre del Grifo. Allora, altra domanda, quali sono i giocatori della Salernitana da tenere d'occhio maggiormente in base alla formazione e alla tattica che adotterà il Catania? Allora, la prima rispondi il e predetto, ormai io ti chiamerò sempre così. Mi sembrava la professoressa italiana che mi chiamava così alla cattedra, io ho un terrore, soprattutto quando ero impreparato. No, qui devo dire che non ho parlato con la società, perché comunque non ti dicono in questo frangente che cosa hanno intenzione di fare. È anche vero che quando Pelligra arrivò a Catania, apro una piccola parentesi velocissima, quando Pelligra arrivò a Catania aveva anche paventato un intervento nelle zone dove era nata la sua famiglia, quindi Trolidia, Solarina. Ecco perché l'altro giorno, quando ho scritto che magari potrebbe realizzare qualcosa lì, perché a prescindere dal suo legame col Catania lì vuole fare qualcosa, non è impensabile che con l'autostrada e 30 minuti, 40 minuti di macchina si possa fare qualcosa lì. Poi è chiaro che ha sempre detto che vuole invece realizzare qualcosa proprio a ridosso della città, non a Torre del Grifo, dove impiega un'ora il padre a accompagnare i ragazzini. Si parlava anche di alcune zone, se ne è parlato, no? Sì, si è parlato di Nesina, si è parlato anche di qualche altra soluzione. Fontana Rossa, mi sembra. In questo momento c'è l'idea di realizzare qualcosa, però non certo a distanza siderale. A distanza siderale da Catania. Mentre l'altra domanda sui giocatori? Sì, chi è il giocatore più complicato? No, per i sistemi di gioco sicuramente Ferraris, e sarà la scelta di Toscano se farlo andare a pareggiare da uno dei due braccetti. Credo che sarà questa la scelta, o Celli o Ierardi, che a turno, a seconda di dove si troverà, lo andranno a pareggiare. Andiamo sulla fase di possesso del Catania, Ermanno. Triangolazione, abbiamo parlato prima delle capacità della Salernitana di riuscire a trovare anche gli inserimenti tramite la grande qualità dei giocatori, ma anche il Catania riesce, si vede ad esempio nel primo gol. Ti ho messo in questo caso un'analogia, no? Abbiamo visto prima la combinazione e la qualità offensiva della Salernitana nel trovarsi anche negli spazi stretti. Qui vediamo lo stesso del Catania nell'azione del primo gol, dove c'è la triangolazione che porta Lunetta poi al momentaneo vantaggio sull'1-0. Qui Casasola ricerca Lunetta già aveva guardato in precedenza forte, i due ormai si intendono e si capiscono. Questa è una giocata anche qui ormai standardizzata, che sta diventando una costante offensiva, dei due giocatori che sono messi quasi a trenino uno dietro l'altro, Lunetta che fa scorrere, Forte che gli chiude il triangolo, e poi è molto bravo qui Lunetta a cercarsi l'uno contro uno, ma anche bravi i due giocatori vicini a lui, Casasola e Forte, a continuare il movimento per liberargli lo spazio, e poi è molto bravo a riuscire a trovare il gol sotto il set.
E il gol che è stato costruito bene, perché si è parlato tanto del gran tiro di Lunetta, però la costruzione del gol. Si vede che c'è un lavoro dietro, non c'è dubbio, è un'azione codificata e fatta bene. Sì, mister prima dicevano Lunetta è il giocatore più vicino di quelli della tre quarti che può fare la seconda punta, sì. E questa è una situazione da questa è la dimostrazione. Sì, perché vedi, l'ho fatto vedere prima, Lunetta e Forte giocano molto vicini, molto in maniera sinergica e qui questa sinergia ha ripagato e ha ripagato anche molto bene. Grazie alla nostra regia, che ringrazio. Andiamo a vedere le altre grafiche legate alle statistiche, ai dati a confronto, soprattutto, diciamo, chiamiamoli così, perché sono i punti in classifica, li sapete tutti, 22 contro 18, con le vittorie, il 56% del Catania, il 78% per la Salernitana. Abbiamo inserito questo dato dei gol fatti e dei gol subiti al secondo tempo. Perché? Perché semplicemente il Catania, così come la Salernitana, sono delle squadre che subiscono ma soprattutto fanno di più nel secondo quarto di gara e la Salernitana soprattutto è una squadra che anche, volevo analizzare quel qualcosa detto prima, anche passando in svantaggio molte volte riesce a riprenderla nel finale di gara. L'ha fatto col Casarano praticamente a 4 minuti già oltre il 90esimo, l'ha fatto con la Cavese, l'ha fatto in altre situazioni, quindi il Catania, anche nel caso in cui dovesse passare in vantaggio nel primo tempo, è una squadra che deve stare sempre allerta e non può abbassare la guardia. L'abbiamo visto anche a Giuliano, che la squadra certamente nella prima mezz'ora del secondo tempo è stata un po' più chiusa nella propria metà campo. Vi faccio vedere la grafica invece legata a Raffaele, che in molti ricordano a Catania. Abbiamo scritto avversario col cuore rossazzurro perché lo sappiamo tutti del suo tifo per il Catania e poi la sua carriera con la stagione 2020-2021 e la presenza sulla panchina dei rossazzurri in un momento storico che insomma tutti ricordiamo, non certo eccezionale per la società etnea. E poi l'anno scorso col Cirignola rischiava di conquistare la Serie B e ci sta riprovando adesso con la Salernitana. Il giocatore più rappresentativo della Salernitana ce lo dice il predetto Giovanni Finocchiaro. Il o predetto? Scegli tu, poi. Ma fate voi, tanto la sostanza no. Secondo te chi abbiamo scelto? A caso, una caso inglese, riassumendo un po' in questa grafica tutto quello che abbiamo raccontato della sua storia particolare, no? Della stagione appena conclusa con i suoi 16 gol. Giovanni, parla tu perché tanto si legge 16 gol, l'aspettativa del rinnovo, la possibilità. Poi tra l'altro è arrivato in un momento in cui si era chiuso il mercato del Catania per un mese, c'è stato un blackout, sì, e poi Faggiano, altro ex di turno, andò a pescare lui, Caturano, Lunetta e Guglielmotti. Lunetta è inglese, tanta roba, poi Guglielmotti è andato via, anzi adesso si è fatto male, facciamo in bocca al lupo. E Caturano invece è arrivato adesso con un nuovo direttore sportivo. Quindi anche questo è stato un grande colpo, quindi aspettiamo, anzi Caturano all'opera, non so Carlo se avrà spazio in questa partita, se tatticamente può essere Carlo già lo sa, secondo me. Secondo me sì, infatti, anche lui è un po' predetto, diciamo. Il Carlo. Il mister toscano credo che andrà dritto su quelle che sono i giocatori più rodati, così come ha quasi sempre fatto, quindi credo che partirà forte e poi Caturano secondo me ha fatto bene le 2 gare in cui è subentrato. Sì. Parte Giuliano, la partita era un po' finita, quindi non ha avuto modo di mettersi anche in mostra. Per come ha giocato il Catania in quella fase in cui Caturano era Siracusa nei 20 minuti in cui è stato impiegato si è procurato 3 situazioni da gol importanti, quindi l'ho visto sicuramente. Infatti su quegli inserimenti proprio contro il Siracusa, che ormai la partita era finita, va bene, però l'inserimento c'era sempre, riempie là, giocatore di talento straordinario, avrà modo di farsi conoscere dalla piazza di Catania, di diventare sicuramente decisivo. Protagonista. Chissà, anche domenica magari subentrando a partita in corsa potrebbe essere una partita che stimola, poi lui è certo un giocatore che non subisce la pressione di uno stadio stracolmo come sarà il Massimino domenica. Permettimi di dire, scusami Marco, volevo solo ricordare il collegamento con noi alle 14, io così almeno detto permettimi tutto. Di dire su inglese che, a parte l'aspetto tecnico, sappiamo del valore del grande giocatore, mi sarei aspettato dalla persona che inglese è sicuramente una persona per bene, un grande professionista,
che avrebbe salutato la piazza di Catania, essendo riconoscente, perché Catania lo ha rilanciato e lo ha in un momento adorato, perché... Si è parlato anche di ipotesi di mal di pancia, no? Nella fine... 20.000 persone che lo hanno veramente applaudito, osannato alla fine dei playoff, dopo la partita dove fece gol, doppietta credo, col Ma anche col Potenza, assegnato a 2 minuti alla fine. Quindi un piccolo riconoscimento ci stava. Bastava ringraziare pubblicamente la piazza per quello che aveva fatto per lui. Tutto qui. Il Catania adesso ha degli altri attaccanti a cui affidarsi per riuscire a dare la scalata alla classifica, magari proprio a partire dalla partita con la Salernitana. Prima di tornare da Ermanno, io volevo andare invece dal nostro Marco Petrolita Siracusa, che è già in collegamento. Eccolo, oggi atmosfera diversa per Marco. Ci sarà un'atmosfera diversa anche in casa Siracusa, perché sappiamo di una settimana difficile in cui Turati è stato anche messo in discussione e poi comunque confermato dalla società. Ciao Marco. Sì, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti voi. Ecco, Siracusa è ancora in silenzio stampa, dunque sono poche le notizie che filtrano, anche se a parlare è stato l'altro ieri il presidente Alessandro Ricci, che ha reso note delle dichiarazioni pubblicamente, attraverso le quali ha dato fiducia, come dicevi, al tecnico Turati, una fiducia a tempo. Turati che dunque rimane sulla panchina, anche se diciamo l'atmosfera non è delle migliori. Ricordiamolo, 8 sconfitte in 9 partite in questo complicatissimo avvio di campionato, ma il Siracusa storicamente era partito così male, dunque lo stesso Turati tra l'altro è stato tirato in ballo più di una volta insieme al DS Laneri in merito alle contestazioni di domenica scorsa, ed il patron ha tenuto a sottolineare appunto che nel discorso costruzione della squadra, a prescindere dai suoi ritardi, ecco, la rosa è stata costruita proprio dal direttore sportivo e dall'allenatore, dunque una sorta di responsabilità riversata anche su di loro. Adesso dunque si attende la gara di Caserta, che si gioca, lo ricordiamo, ad ora di pranzo domenica, per capire, anche in virtù del risultato della prestazione, qualcosa in più su quelle che potrebbero essere le prossime mosse della società retusea. Andiamo con la probabile formazione, Marco. Sì, Siracusa che scenderà in campo con qualche modifica rispetto allo schieramento di domenica scorsa, che ha perso in casa con il Sorrento. Rimane il dubbio tra i pali con Farroni, che non è al meglio, in questo caso ci sarebbe Bonucci pronto a sostituirlo, Puzzone che invece viene confermato sull'out di destra della difesa. I centrali saranno Pacciardi e Sciapola, uno dei due lituani che è tornato dagli impegni con la nazionale insieme al centrocampista Gudelevicius. Sulla sinistra molto vicino alla riconferma, probabile anzi, per Cancellieri. L'altro centrale che giocherà davanti alla difesa sarà Candiano, mentre per quanto riguarda il settore avanzato ci saranno rispettivamente dalla destra Parigini in campo al posto di Guadagni, Limonelli come sottopunta, Valente sulla sinistra e davanti Molina, anche se rimane qualche possibilità per Capanni. I due potrebbero essere invertiti nel corso della gara. Grazie Marco, buon pomeriggio, ci ritroviamo venerdì prossimo e per le cronache del Siracusa ai nostri telegiornali. Grazie ancora al nostro Marco. Io vado invece dalla nostra Anna per ancora dei messaggi. Enzo Curva Sud ci scrive: buon pomeriggio, volevo chiedere a Carlo Breve che ne pensa di un attacco a 2 punte Caturano e Forte con un trequartista alle spalle. E ancora, buongiorno, non saranno partite decisive le prossime 2, ma io penso che se il Catania vuole dare una forte impronta in questo campionato deve assolutamente vincere. Se giocherà con la stessa intensità di Giuliano, allora ci divertiremo. Che sensazione avete in studio alla vigilia? Io sono carico e spero che lo sia anche il Catania. Io ho caldo, nel senso che in studio oggi c'è caldo, nel senso, scherzo. Speriamo di avere delle sensazioni positive domenica vedendo la partita del Catania, perché il primo tempo di Giuliano fa sicuramente ben sperare, in generale la prestazione di Giuliano dei Rossazzurri. Forte con Caturano? Con l'organico al completo non credo che possano partire dall'inizio, ma a partita in corso sicuramente sì. Se ci fossero state delle situazioni di contingenza, così come è successo a Salerno, sicuramente i due potrebbero giocare insieme con un 3/4 dietro, ma ci dovrebbe essere un'assenza di tanti 3/4 e magari costringere, tra virgolette, mister Toscano a scegliere una soluzione del genere. Ma potrebbero essere compatibili, perché sono diversi come attaccanti. Sono compatibili, Giovanni, secondo te? Poi vengo da te. Sì, l'ha detto anche l'allenatore, ha detto ma perché escludere Caturano? Forse ha detto anche in un dopo partita a Telecolor, perché escludere Caturano? Non ricordo, di solito non faccio io le interviste. No. Caturano insieme sì, insieme sì.
Però forse questa è una partita che se tu hai indirizzato in un certo modo con un crescendo di prestazioni, lasciamo perdere le avversarie che non sono in questo momento in classifica all'altezza della Salernitana, però se la prestazione e l'unità di gruppo ha dato dei risultati, non credo che possa rivoluzionare adesso contro la Salernitana la formazione. Secondo me nel brevissimo tempo no. Tutte e due insieme, ma principalmente perché se metti Forte e Caturano insieme devi fare a meno di Lunetta, perché Lunetta non è un trequartista di ruolo. Però, vista l'assenza a lungo degenza di Raimo, potrebbe anche in alcune situazioni, se Donnarumma o Casasola, si spera di no, avere un po' di difficoltà o comunque devono rifiatare, Lunetta passerebbe come quarto a sinistra o a destra, tanto ormai può fare tutto, più che altro a sinistra, e in qualche modo potrebbe ipotizzare questo cambio modulo, quindi questo potrebbe essere l'asset, però sicuramente ipotizziamo per domenica sicuramente non è abbastanza dal primo minuto. Poi, come ha detto il mister, se la situazione, la partita si mette in un determinato modo, sicuramente lui la strategia per cambiarla e per indirizzarla sotto questo aspetto l'ultima promozione a Cesena l'ha fatta col 3-4-1-2. Io ringrazio Giovanni Finocchiaro, grazie Giovanni, perché ti dobbiamo lasciare perché hai riunione in redazione. Noi invece andiamo avanti e ci rivediamo fra pochissimo con la terza parte di Preview. Terza parte della nostra preview, andiamo spediti verso la conclusione della trasmissione, ma ancora c'è tanto di cui parlare, ancora con l'angolo tattico, ma ci collegheremo con Franco Cammarasana per sapere le ultime da Trapani, parleremo di pallanuoto, le probabili del Massimino, tutto ci proveremo in 20 minuti, ma intanto andiamo da Anna per sentire altri messaggi. Mi spiace tanto per Raimo, ma adesso dobbiamo battere questa Salernitana e tornare a fare paura a tutti. Solita domanda per Marco: come stanno Caturano e Aloi? E poi, se Giovanni Finocchiaro era il predetto, abbiamo il messicano, il nostro hermano. Ci scrivono: per il messicano, chi segnerà il primo gol del Catania? Vai messicano. È un bel gente, Vai tu. Ma no, la prossima volta lo facciamo venire direttamente col sombrero, così almeno l'avevano detto, l'avevano chiesto. Esatto, cioè, diciamo che dovresti quantomeno accontentare la piazza. Sì, forse il mio nome ricorda un pochettino qualche parola spagnola, però esatto. Chi segna o vuole lasciare l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale già ci ha dato qualche idea, secondo me, però potrebbe, chi subentra secondo me in quel ruolo, se non dovesse giocare Cicerelli, potrebbe sbloccare la gara, ma anche semplicemente per motivazione, per quella rabbia e furore per tentare di cambiare le carte in tavola della partita. Caturano e Aloi stanno meglio sicuramente, soprattutto Aloi può tornare ad essere un'alternativa lì in mezzo, almeno per quello che sappiamo dagli allenamenti che si sono svolti. Lo ricordo anche, ad esempio ieri a Mister Bianco, poi si è tornati al Massimino. Sulla possibilità di vincere per riaprire completamente la stagione, vabbè, normale, è giusto che i tifosi facciano questi ragionamenti e anche questo augurio al Catania. Ermano, torno da te perché ci andiamo a vedere una situazione legata alla fase di non possesso del Catania, l'attenzione ai disimpegni difensivi, qualche cosa di negativo si è visto lì a Giuliano? Sì, il Catania, che nel primo tempo è stato un Catania per lo più perfetto, sia in tutte le fasi di gioco, sia nella fase di possesso, non possesso, che nelle fasi di transizione. Nel secondo tempo ha abbassato moltissimo il baricentro e ha rischiato qualcosina in più, però diciamo gli errori o comunque le azioni più pericolose del Giuliano, che non sono state tante, sono create da dei disimpegni del Catania in fase di uscita. Vediamo proprio dalle immagini qui con Concelli, che forse con troppa consapevolezza, un po' di, diciamo, quasi senza ragionarci, gioca questa palla che viene letta facilmente da Esposito, e vedi poi quando c'è un disimpegno in quella zona è facile per l'avversario entrare dentro area e creare pericolosità e andare al tiro. Ovviamente col Giuliano ha un peso differente rispetto alla partita di domenica con la Salernitana. Qui invece vediamo Stoppa, in questo caso più che altro c'erano poche soluzioni perché il Catania era totalmente schiacciato nella sua metà campo
e qui poi si viene a creare quella che è la situazione su una seconda palla dove il Catania presenta 3 giocatori in quella zona di campo, ma è più lesto e più veloce De Rose a riconquistare la palla e a calciare, fortunatamente per il Catania, a trovare il palo. Però queste situazioni di disimpegno devono in qualche modo cercare di essere limate, perché se col Giuliano soffri ma non subisci, con la pericolosità dei riferimenti offensivi della Salernitana puoi soffrire parecchio, anche perché questi disimpegni vengono tutti e due dei disimpegni laterali, e mi collego a quello che è la clip successiva della Salernitana, che in realtà sviluppa molto il suo gioco su palla laterale. Vedi qui Ashic, che teoricamente è il subentrato di quelli che sono i sostituti lì davanti, e i movimenti poi ottimi dei 3 attaccanti che già riempiono l'area prima dell'arrivo del cross, e poi vedi sia il movimento ottimo di Inglese, ma soprattutto quello di Ferrari, che fa una mezzaluna dopo un contromovimento lungo-corto, che attaccano bene l'area e sono poi difficili da andare a contrastare. Qua vediamo un'altra situazione dove ci sono i 2 attaccanti, Ferraris e Ferrari dentro area con Varone dietro, ma qui il giocatore Villa mette questa palla perfetta sull'inserimento del quarto posto e c'è il gol di Quirini. Qua altra situazione invece dove a segnare non è né il quarto né l'attaccante centrale, ma addirittura Tascone, che avevamo detto prima che una delle sue doti principali è quello di inserirsi bene dentro area, e altro cross, altro inserimento fatto con i tempi giustissimi. Quindi il Catania che deve cercare di limitare quelle che sono le palle perse in zona laterale, perché da lì possono partire dei cross o comunque delle opportunità intriganti, soprattutto per la testa di Ferrari, 1,93 m, Inglese che è bravissimo a muoversi nei 16 metri, e comunque anche una stazza importante, o gli inserimenti di Tascone o chi che sia. Sì, in aggiunta a quello che ha detto Ermanno, il Catania deve essere bravo a limitare i cross, quindi Casasola dovrà fare una pressione feroce su Villa, perché lui soprattutto dal lato sinistro a mettere queste palle tese forte in mezzo, quindi sarà importante il lavoro di Casasola, e chissà che durante la partita, secondo me, se il Catania si dovesse trovare in vantaggio, potrebbe esserci spazio per Allegretto, che aumenterebbe la forza del Catania sulle palle alte, e quindi potrebbe dare manforte rispetto a Celli, che sicuramente da quel lato può essere un attimino penalizzato. Dalla statura. Se piccola chicca, Villa comunque è il primo del tutto il girone C come possibili assist, addirittura 17 possibili assist per Villa in queste prime partite, e assist realizzati sono già 5. Sono già 5. 5 con un gol. In 9 partite. E questo è una piccola analisi, una piccola chicca da dover utilizzare. Da poter dare sicuramente. E ricordiamoci che se dovesse cercare di forzare la partita, mister Raffaele ha Schick, che è un altro che dall'altra parte garantisce qualità nel cross e qualità di inserimento, quindi una delle chiavi della partita secondo me potrebbe essere questa: limitare proprio i cross, perché tanti gol, quasi tutti, della Salernitana sono avvenuti su cross laterali. Ashic, che ha creato anche tante difficoltà al Catania nella partita col Cerignola dell'anno scorso. Andiamo a vedere proprio gli ultimi risultati della Salernitana per fare il punto. Sappiamo che ha vinto 7 partite di campionato la Salernitana, poi andremo con la prossima clip, ma intanto vi facciamo vedere le 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta, lo sappiamo, ma qual è il trend di queste ultime 5? Le vittorie fuori casa comunque tutte sofferte con il Giuliano e con il Monopoli, la vittoria con la Cavese, anche questa comunque combattuta, il 2-2 di Casarano, la sconfitta casalinga con il Cerignola, una squadra che sa come fare per vincere le partite, che ha tanti giocatori di esperienza, ma che non ha dominato gli incontri, almeno gli ultimi 5 che vi abbiamo fatto vedere. Ora invece vado da Anna, prima di tornare da Ermanno, per i pronostici, il dato storico, ma anche i pronostici dell'intelligenza artificiale. Anna. I precedenti sono nel 2004 2-1 e 2-0 e nel 2002 2-1. Invece l'intelligenza artificiale suggerisce un pareggio con gol di Casasola e Ferrari. Per cui gol dell'esterno del quarto del Catania e invece della punta
della Salernitana, secondo l'intelligenza artificiale. Vedremo che cosa succederà. Allora, torno da Ermanno prima di andare dal nostro Franco Cammarasana a Trapani, perché abbiamo un'ultima clip che abbiamo selezionato, che hai selezionato sulla Salernitana, soprattutto per quanto riguarda i calci piazzati. Sì, diciamo che uno dei vari gol che ha fatto la Salernitana dall'inizio del campionato, quindi il 5% di quelli che sono i gol segnati fino ad adesso, è venuto su corner, ma soprattutto tante occasioni li creano su calcio piazzato, su corner. E abbiamo detto prima il discorso del grande peso offensivo, abbiamo detto Golemic 1,90, così come Frascatore, comunque non ci sarà, però un'altezza importante, ma anche Ferrari, Inglese e così via, anche Capomaggio, sono dei giocatori che devono essere limitati su queste situazioni. Vediamo proprio dal video, spesso arrivano, portano due giocatori vicini per diciamo, battere o a rientrare o a uscire, poi Ferrari si mette sempre in quella posizione davanti al portiere per limitare l'uscita o comunque per occupare il primo palo, poi creano di solito dei blocchi, due blocchi formati da due giocatori, e in questo caso è Inglese e Capomaggio, che sono i giocatori posteriori del blocco, che fanno questo movimento attaccare la palla. Vedi, ulteriormente creano questo blocco, però qui non sfruttano il blocco, ma sfruttano questo blocco totale per liberare lo spazio e cercano di usufruire di quello che è l'inserimento del sesto giocatore che va a saltare, che taglia da dietro. Qui altre situazioni dove si crea nuovamente il blocco, Ferrari sempre messo, sì, i blocchi sono due di solito, sono sempre dei blocchi in coppia, e poi vedi il giocatore posteriore, in questo caso è Frascatore, del blocco, che utilizza questa corsa a mezzaluna, utilizza proprio di per sé come ariete il suo compagno per bloccare lo spazio e per poter entrare in quella. E per poco non va in rete. Noi andiamo adesso dal nostro Franco Cammarasana, che vedo collegato come al solito puntualmente da Trapani. Ciao Franco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao. Situazione in casa Trapani, allora, prima della partita con l'Atalanta. Esatto, sì, la novità più importante è il recupero sicuramente di Canotto, che ha saltato la trasferta di Cava dei Tirreni. Poi per quanto riguarda gli altri, gli acciaccati dovrebbero essere tutti disponibili, mi riferisco in particolare a Gironno, Salines e Carriero. Sicuramente assente Nicoli, potrebbe essere schierato almeno per uno spezzone di partita l'attaccante Vasquez, che ha saltato le ultime partite, però che in questa settimana si è allenato. A fronte al Trapani, intanto sul piano morale è una squadra rinfrancata dalla vittoria di Cava dei Tirreni, incontra vittoria esterna, l'Atalanta Under 23 è andata a vincere a Cosenza, che pare abbia superato quella fase di ambientamento. Intanto ha accusato sicuramente il cambio di allenatore da Franco Modesto a Salvatore Bocchetti, e poi un problema di ambientamento perché dopo 2 anni nel girone nord si è vista tuffata nel girone meridionale completamente diversa, trasferte più lunghe, avversari molto diversi. Comunque pare che abbia ritrovato il giusto equilibrio. Fra l'altro in settimana sono rientrati nell'Atalanta 2 under 21 impegnati nel campionato europeo, mi riferisco al centrocampista Papadopoulos e al difensore sloveno Oblic. Per quanto riguarda il Trapani, confermato il 3-4-2-1, se vogliamo possiamo vedere anche la formazione probabile con Galeotti tra i pali, poi Salines, Negro e Stramaccioni i tre di difesa, ma al posto di Stramaccioni potrebbe anche giocare Giron, visto che è tornato disponibile. Poi a centrocampo sulla destra Ciotti dovrebbe prendere il posto di Kirwan, che ha giocato un pochino tutte le partite, poi Celeghin o Palmieri, anch'egli tornato in una condizione di forma abbastanza apprezzabile, Di Noia e Benedetti, e poi Canotto e Fischnaller alle spalle di Grandolfo, che il tecnico sperava di far riposare perché ha tirato la carretta da quando è iniziata la stagione. Ripeto, tutto dipende dalle condizioni di Vasquez. Si giocherà alle 14:30 domenica, arbitro Manzo di Torre Annunziata. Una notazione: il Trapani avrà molti tifosi al seguito, che a fine partita raggiungeranno a Cantù tanti siciliani che alle 18:30 seguiranno la Trapani Shark impegnata a Cantù nel campionato di Serie A1. Grazie Franco, ci risentiamo venerdì prossimo.
Grazie ancora al nostro Franco Cammarasana, che fa anche riferimento alla pallacanestro. Ricordiamoci, appunto, noi ad esempio parleremo fra poco, dopo la pubblicità, dell'Orizzonte campione d'Italia. La pallacanestro, ricordiamo, è una squadra che ha lottato l'anno scorso per lo scudetto, la pallacanestro di Trapani. Ci fermiamo qui, ritorniamo fra pochissimo per l'ultima parte di preview. Ben ritrovati, ci avviamo alla chiusura della nostra trasmissione andando a parlare in questa fase dell'Orizzonte Catania, perché domani c'è una partita importante contro Plebiscito Padova alle ore 15, ennesima, si gioca dopo una sconfitta. Non è facile per l'Orizzonte parlare di sconfitta, ma è arrivata in casa del Rapallo ai calci di rigore dopo la vittoria larghissima dell'esordio con Civitavecchia. Però adesso c'è questa opportunità importante in casa e noi andiamo ad ascoltare le parole della giocatrice dell'Orizzonte, Chiara Tabani. Sabato andremo a giocare contro il Padova, che comunque sarà una bella partita, perché è sempre molto bello giocare con questa squadra. Sicuramente sarà anche un grande allenamento per la partita di Coppa Campioni che avremo poi il weekend successivo contro Sabadell, che sarà molto importante. La cosa che ci manca ancora è giocare insieme, trovarci, ritrovare il nostro equilibrio, la nostra sintonia, che quella la crei allenandoti, ma soprattutto giocando anche partite ufficiali come questa contro il Padova, e che hanno sempre un'importanza. Sicuramente anche contro il Rapallo ci è mancata questa cosa, però questo è il percorso che bisogna fare. Noi siamo molto tranquille, positive e contente, quindi non vediamo l'ora di giocare, di migliorarci giorno dopo giorno, e speriamo sempre di dare il nostro meglio sia per noi stessi che per tutte le persone che ci seguono. Ovviamente al Rapallo erano i rigori e basta, senza calci. Qui siamo abituati a parlare di calcio, per cui mi è sfuggito il calcio di rigore, invece ovviamente erano i tiri di rigore. A proposito, anzi no, senza proposito, andiamo a vedere se c'è qualche ultimo rigore tirato dai nostri telespettatori ai messaggi di Anna. Come sempre, Marco Domenica pronto per l'intervista al Presidente. Buon pomeriggio allo studio, sono convinto che è la Salernitana che teme il Catania, forza ragazzi. E poi Rino ci scrive: buonasera, vorrei chiedere allo staff del Catania Calcio perché non inserire una persona così competente come il prof Breve all'interno. Mi vuole bene Rino. O no, non si sa. Sto bene nello staff di Telecolo. Bene nello staff di Telecolo, ti teniamo certamente con noi. No, presidenti, domani io penso di no, domenica penso di no, non dovrebbe esserci intervista ad alcun presidente. Andiamo a vedere invece quelle che sono le probabili formazioni della partita del Massimino. Andiamo a vedere partendo dal Catania e vi faccio vedere l'11 di partenza dei rossazzurri. Chiaramente vi dico che avremmo potuto mettere al posto di Ausilio Cicerelli, non sarebbe cambiato nulla, perché vi ricordo che c'è la giornata di domani per decidere dell'11 titolare. Potrebbe essere con Cicerelli in campo la stessa squadra, identica, che ha giocato in casa del Giuliano, con Quaini e Di Tacchio, con Donnarumma a sinistra, con Casasola a destra, e poi appunto l'eventualità, guardate come è brava la nostra regia a farci questo gioco psichedelico di Cicerelli d'Ausilio. Andiamo invece a vedere la formazione, o probabile formazione, ovviamente stiamo parlando di probabili, poi lo ricordiamo, oggi è venerdì, domani ci sono le sedute di rifinitura della Salernitana, ne abbiamo parlato anche con il collega. 3-4-1-2 con Ferraris alle spalle del quasi omonimo Ferrari e di Inglese, Villeubani sui due esterni, e poi Tascone e Capomaggio a comporre la linea di centrocampo, con Coppolaro, Golemic e Anastasio i tre di difesa, Donnarumma in porta. Mancano gli arbitri
all'appello, noi facciamo vedere Intanto sempre. sei un allenatore offensivo. Tutto, sì, perché hai schierato la formazione partendo dall'attacco. Esatto, perché io... Gli allenatori che prediligono il gioco offensivo fanno così. Perché la gente vuole sentire subito chi gioca in attacco di questa squadra e poi dopo andiamo a scendere. Vediamo invece quelli che sono gli arbitri, con l'arbitro che è Poli di Verona e poi gli assistenti entrambi di Nicherino, e poi il quarto ufficiale di Palermo, Ramondino di Palermo, e l'operatore FVS che ormai è diventato famosissimo, è sempre quello che sta lì insieme all'arbitro nel momento in cui si va a verificare il football video support. Ci sarà il football video support con la Salernitana? Sì, sicuro. Statisticamente avverrà, Carlo. Come statisticamente tu sarai sicuramente con noi già domenica per fare la telecronaca con il nostro Angelo. Non vedo l'ora. E poi ovviamente nei nostri prossimi appuntamenti. Grazie Carlo Grazie Breve. Marco, è sempre un piacere, buona serata a tutti. Mentre Ermanno lo aspettiamo venerdì prossimo. Ciao Ermanno, grazie. Ciao Marco. E così come aspettiamo venerdì prossimo la nostra Anna Di Rosso anche venerdì prossimo. No, vediamo. Vediamo. Allora, se Ermanno porta il sombrero, io mi vestirò di rosso di nuovo. Grazie a te Marco, io vi aspetto venerdì prossimo alle 14:30 allo stadio per girare alcuni contenuti social. Grazie alla nostra Anna, vi ricordo questa puntata la trovate on demand sul nostro sito siciliaweb.it, vi rimando al prossimo appuntamento sportivo con diretta stadio a partire dalle 14 di domenica. Grazie per averci seguito, venerdì prossimo.